Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Catania per la questione sicurezza. Un segnale di attenzione alla città, così come richiesto da mesi dalle forze politiche. L'occasione è stata la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata dal prefetto Maria Carmela Librizzi, al quale ha presenziato per la prima volta anche il neosindaco Enrico Trantino. Il ministro nel corso dell'incontro in prefettura ha parlato di una ricognizione importante di quelli che sono i temi generali della sicurezza della città, che nonostante le specificità non sono poi del tutto distanti da quelli di altre realtà del tipo metropolitano. Noi quello che cercheremo di fare in più, che ho pregato il prefetto di pianificare in Comitato per l'Ordine Pubblico, è di fare qualche pianificazione specifica rispetto a qualche situazione specifica. Io adesso non conosco nel dettaglio la situazione, lo conoscono le autorità locali, qualche piazza di spaccio, qualche zona di movida particolare, insomma da abbinare un'efficacia di servizi anche ad una visibilità che vada ad incidere anche su quella percezione a cui si faceva riferimento. E lo stesso Piantedosi ad allontanare l'utilizzo massivo di uomini e mezzi dell'esercito, oggi impegnato con poche unità nell'operazione Strade Sicure, guardando positivamente piuttosto al ricorso dei reparti di prevenzione anticrimine già nelle disponibilità delle forze dell'ordine che fanno riferimento al Ministero. 3.881 tra poliziotti e carabinieri che potrebbero essere dislocati in parte a Catania nel breve termine. Io capisco che fa molta suggestione quando si parla di mandare l'esercito, ma le posso garantire, insomma, c'è un piano complessivo che va anche oltre l'impiego dell'esercito in ausilio delle forze di polizia. Ci sono i reparti prevenzione crimine, per esempio, che sono delle unità mobili della Polizia di Stato, in questo caso ce n'è un'analoga che ha un'altra denominazione dei Carabinieri, che sono delle unità che vengono aggregate sui territori in aggiunta ai reparti territoriali. Si tratta poi alla fine di numeri di uomini che vengono impiegati, che ripeto non è che diventano organici ai reparti territoriali, ma di fatto vanno in ausilio. Soddisfatto il sindaco Enrico Trantino, che sottolinea gli impegni sottoscritti dal ministro in tema di sicurezza. Soddisfatto significherebbe minimizzare. Io devo ringraziare il ministro per la sensibilità che ha manifestato, a conferma dell'interesse del governo per la nostra città, ha fornito delle soluzioni e soprattutto è rimasto negativamente impressionato della dotazione del nostro corpo di polizia locale e si è impegnato anche a verificare la possibilità di individuare dei correttivi rispetto a una legislazione che ci penalizza perché non ci consente di assumere. A bordo avevamo una situazione grave, le condizioni dei migranti erano precarie. Oscar Camps, fondatore della Open Arms, nel corso della sua deposizione al processo in cui è imputato il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini, parla a ruota libera e traccia quale situazione c'era a bordo della nave. Salvini è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. 3 anni fa, infatti, ad agosto, nelle vesti di ministro dell'Interno, bloccò lo sbarco di 147 persone a bordo della nave spagnola. Il processo a Palermo è arrivato a un punto importante. Camps questa mattina ha ribadito: erano passati troppi giorni e molte persone avevano malattie infettive, la maggior parte con la scabbia. Poi fa riferimento a Chia Salvini e dice così: normale? Oscar ha detto che verrà ascoltato lui, il medico che era a bordo della missione 65 e il primo ufficiale, che faranno naturalmente dichiarazioni su quello che è successo durante la missione e speriamo di avere giustizia. Sono le sue dichiarazioni, in realtà i ministri che sono venuti a dichiarare prima di lui in questo processo hanno detto che le decisioni che ha preso sono state solo una sua responsabilità, vedremo quello che stabilirà il giudice. Intanto la comunicazione via mail tra il fondatore di Open Arms Oscar Camps e l'allora cancelliera tedesca Angela Merkel entrano ufficialmente nel processo di Palermo. Chiesi a Merkel l'intervento dell'Unione Europea, ha detto Camps nella sua deposizione nell'aula bunker. L'obiettivo era quello di farci assegnare un porto sicuro che fosse il più vicino possibile. Per la legale di Salvini, quella di oggi invece è un'udienza fondamentale. Oggi è stato dimostrato che l'Open Arms era al centro dell'attenzione da parte di tutte le autorità, che ha ricevuto più volte delle mail in cui si diceva: se attestate le vostre condizioni di salute scendete subito, delle telefonate in cui i dottori dicevano: siamo pronti a darvi la massima disponibilità, aiuto, soccorso, potete scendere, basta che attestate le vostre condizioni. Forse l'udienza che in assoluto ha fatto emergere in maniera nitida più delle altre quanto in realtà la Open Arms sia stata accudita e quasi direi coccolata.
Sono stati identificati con difficoltà i 2 occupanti morti bruciati dentro all'auto che nella tarda mattinata ha preso fuoco dopo aver tamponato un'altra macchina, un Audi A3. La Fiat Panda, un vecchio modello, dopo aver perso il controllo avrebbe urtato violentemente il guardrail per poi cappottare parecchie volte. Le vittime sono 2 anziani, Giuseppe Nobile, 74 anni, geometra in pensione di Favara, e la sua compagna Calogera Stella, di 70 anni, originaria di Santa Caterina Villarmosa, nel Nisseno. L'incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 640 Agrigento Caltanissetta, nei pressi del bivio Scintilla, in territorio di Favara. La statale che collega i 2 capoluoghi siciliani è stata già teatro nel recente passato di tanti incidenti stradali, alcuni dei quali mortali anche a causa dell'alta velocità. Le vittime sono rimaste incastrate nell'abitacolo e sono morte carbonizzate perché l'auto si è incendiata a causa del violento impatto. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri, a cui sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti. Stava passeggiando per le vie di Ispica quando i carabinieri lo hanno trovato. È un 19enne tunisino. Lui avrebbe ucciso Mansour Haitem nella notte tra martedì e mercoledì a Pachino. Adesso deve rispondere di omicidio aggravato. È stato localizzato nella giornata di ieri dai militari del nucleo investigativo a Ispica, indossava gli stessi abiti dell'omicidio e al momento della fuga ha tentato anche di disfarsi di pochi grammi di hashish. La visione delle immagini delle telecamere ha consentito agli investigatori di individuare l'autore del ferimento mortale, ma alla violenta rissa nelle vie del centro hanno partecipato anche altri connazionali. Le indagini sono tuttora in corso e si stanno concentrando sull'identificazione di coloro che hanno partecipato alla rissa, ma soprattutto di coloro che hanno assistito all'omicidio. Bottiglie di vetro, bastoni, mastelli per la differenziata. Durante la rissa tutto poteva diventare un'arma. Coltello o punteruolo, quale potrebbe essere l'arma del delitto? Per accertare quale possa essere l'arma del delitto siamo in attesa di quello che sarà l'esperto dell'autopsia che avverrà nei prossimi giorni. Bisogna avere fiducia nelle istituzioni, perché quando le istituzioni, il gruppo squadra funziona come quello che abbiamo visto in questo frangente, nell'arco di poche ore siamo riusciti ad identificare il sospettato e anche a trarlo in arresto. Tanta la paura tra i residenti della cittadina del Ciliegino. C'è chi denuncia le violenze e chi invece ha paura e si chiude nel silenzio. Intanto le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, continuano per fare luce completa sulla rissa. Proclamiamo Laura Salatia, dottore magistrale honoris causa in filologia moderna. È in questa laurea honoris causa il riscatto di Laura Salatia, un prestigioso riconoscimento assegnatole dall'Università di Catania che rappresenta non solo una rivincita nei confronti della vita, ma anche tutta la forza che da 13 anni l'accompagna nonostante la tragedia che l'ha colpita e che le ha cambiato per sempre l'esistenza. È un'emozione fortissima e il mio cuore non riesce a trattenersi, perché questa vita non è tanto semplice da vivere, però cerco di affrontarla con tutta la mia forza. Il 1 luglio del 2010 Laura si trova nei pressi della sua facoltà in Piazza Dante, dove è in corso una sparatoria. La traiettoria di una pallottola colpisce accidentalmente la giovane studentessa catanese al midollo. La lesione la rende tetraplegica. Nonostante tutto, Laura riesce a dare un senso alla sua vita, tra l'amore della gente e l'amore per gli studi e la scrittura. La ragazza torna sui libri, sostiene altri esami universitari, un percorso che viene interrotto nuovamente a causa di un peggioramento delle sue condizioni fisiche. Poi ad un certo punto le sue forze fisiche non glielo hanno più permesso, ma aveva già dato più della metà degli esami e oggi consegue quello che ha a lungo inseguito. In questi anni Laura ha collaborato con il quotidiano La Sicilia e nel 2017 ha pubblicato un libro dal titolo Una forza di vita, dove racconta di sé e dal quale sono stati estrapolati i testi della sua Lectio Magistralis. È la dimostrazione che con la resilienza, con la resistenza, con una forza di vita, giusto per citare il suo libro, è possibile raggiungere tutti gli obiettivi e coronare i sogni.
Nel 2021 Laura ha ricevuto anche l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica. L'auto rossa con il finestrino rotto per tentare una salvezza disperata è risultata vana nel piazzale della cittadella militare della Cecchignola, nell'area sud di Roma. È ciò che resta di una tragedia che ammutolisce tanto è doloroso il racconto della morte di una bimba di 14 mesi rimasta in quell'auto chiusa per 7 ore. Si chiamava Stella e quelle 7 ore avrebbe dovuto passarle all'asilo dove non è mai arrivata. Il suo papà, un carabiniere di 45 anni, nel drammatico interrogatorio ha dichiarato di essere convinto di avere accompagnato la figlia all'asilo. Un caso che ricalca l'ultimo episodio a Catania nel 2019, quando un giovane ricercatore dell'Università Etnea la mattina del 19 settembre dimenticò per 5 ore in auto il proprio figlio di 2 anni, causandone la morte nel parcheggio del Policlinico. Un'analoga tragedia era avvenuta sempre a Catania il 3 luglio del 1998. Un bimbo di 20 mesi rimase vittima della stessa dimenticanza del padre, un ingegnere della SGS Thomson, uscito con la sua Punto per accompagnare all'asilo il figlio e lasciato in auto nel parcheggio della multinazionale per 7 ore. Casi ripetuti che hanno generato l'etichettatura degli eventi sotto il nome di sindrome del bambino dimenticato. Per il professore Giovanni Martinotti, psichiatra docente all'Università di Chieti, si tratta di una invenzione giornalistica. Tecnicamente sono delle amnesie dissociative, è come se in quel frangente la persona si disconnettesse, è come quando il computer si blocca e la rotellina continua a girare, ecco, in quel momento non siamo più in grado di captare le informazioni e non siamo in grado di ricordare. Questo è molto comune. Ma quali possono essere i motivi che generano questi fenomeni transitori? Da che può dipendere? Ma fondamentalmente dal multitasking quotidiano. Siamo sempre più bombardati da stimoli e spesso non riusciamo a contenere tutto insieme, non riusciamo a mantenere un equilibrio che ci permette di interagire con le situazioni e ricordarle. Quindi questo fa saltare il sistema. I segnali di possibili amnesie dissociative ci sono. Delle piccole dimenticanze sempre più comuni, sempre più frequenti, sempre più invalidanti, e allora può essere un segnale d'allarme. Ovviamente i casi drammatici sono pochi, ma il meccanismo è lo stesso. L'appuntamento scordato, l'appuntamento importante che aspettavo e incredibilmente me lo dimentico, è lo stesso meccanismo dietro quello di dimenticare un bambino dentro un'auto. Dal 1998 ci sono stati in Italia 11 casi di bambini morti perché dimenticati in auto. La tecnologia a supporto della tecnologia per combattere nuovi crimini, anzi i cybercrimini, portati avanti da esperti informatici sempre più aggiornati e capaci di infiltrarsi ovunque, mettendo a repentaglio anche la sicurezza nazionale. Prevenzione e formazione sono sempre le parole d'ordine per una minaccia globale che richiede nuovi investimenti e magari nuove figure professionali, coinvolgendo i giovani, il mondo universitario e naturalmente le forze dell'ordine. Abbiamo sempre più bisogno di operatori, di ragazzi, di giovani che operano nell'ambito della cybersicurezza e poi che chiaramente abbiano un occhio riguardo al cybercrime, che è quello poi di cui si occupa la polizia. È un fenomeno sempre più crescente, allora cosa fare in questi casi? Innanzitutto la prevenzione. Quando la polizia arriva già forse è tardi, quindi imparare a proteggersi, avere una maggiore consapevolezza, anche questo richiediamo ai ragazzi, anche per questo andiamo noi nelle scuole, proprio per formarli a imparare. Anche la Sicilia va alla ricerca di figure interessate ad intraprendere una carriera nel mondo della cybersicurezza, dove nonostante la crescita degli attacchi e le diffusioni di phishing e malware mancano all'appello gli strumenti per combatterli, ovvero le risorse umane. Ecco perché la Learning Academy di Catania, in collaborazione con i principali istituti tecnici professionali della provincia e l'Academy di Palo Alto, Stati Uniti, ha organizzato una conferenza sulla transizione digitale e sulla formazione continua per la certificazione delle competenze cyber. È un percorso formativo che sensibilizza le coscienze da una parte, ma che d'altra parte aiuta gli studenti a avviare un percorso di formazione professionale. Previsto un concorso per 50 posti all'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, ma non basteranno comunque per coprire i vuoti d'organico. Stavi inseguendo la tua forma fisica per l'estate? Assolutamente sì. Chi la rincorre da una vita, la forma fisica, e chi non ci pensa affatto. Preferisco il cervello, mettiamola così.
Con l'arrivo del tanto atteso caldo che nel fine settimana farà schizzare la colonnina di mercurio sopra i 30 gradi, arriva anche il momento di affrontare la spiaggia e la temutissima prova costume. Portami un bel magno. Un magno? È la prova costume. Io non ho mai temuto la prova costume, è sempre il costume che teme me. Tutti in palestra dunque o ad allenarsi all'aria aperta? Non c'è la prova costume prima dell'estate, bisogna allenarsi costantemente, così non bisogna sforzarsi soltanto all'ultimo. Hai incrementato nell'ultimo periodo? Un pochettino, ci ho aggiunto un giorno in più, quindi sì, rispetto ai 3, ora 4 giorni. E a tavola si fa qualche rinuncia? Sì, bisogna. Magari non sempre, alla fine la vita è una, bisogna sempre accontentarsi, diciamo, no? Però è importante aggiungere l'alimentazione allo sport. Si ci prepara allenandosi costantemente tutto l'anno, non ci sono esercizi che fanno miracoli nel breve tempo, e poi anche facendo attenzione a tavola a quello che si mangia. Questo principalmente è il segreto della prova costume. Si parla soprattutto di star bene fisicamente, quindi essere tonici e avere un fisico funzionale alle attività che si svolgono durante la giornata, assolutamente sì, non è soltanto una questione di dimagrimento. Tra rimedi last minute, squat e qualche rinuncia a tavola, sentiamo i consigli del personal trainer su come prendersi cura del proprio corpo in vista delle giornate al mare. Uno degli esercizi più completi appunto è lo squat. È un esercizio multiarticolare che, come possiamo vedere, allena sia le gambe, i glutei, ma rafforza anche il core. Quindi in questo periodo squat a go-go? Certo, prima dell'estate è solo squat. E se i forzati della palestra non saltano un giorno di allenamento, c'è chi alla granita non ci rinuncia affatto, con buona pace del costume. Rinuncerai alla granita oppure no? No, già l'abbiamo mangiata prima.